Oggi tema. In occasione della giornata della Terra ci è stata posta una domanda. Cosa manca alla tua scuola? Ci ho pensato a lungo, poi però mi è venuta in mente un'idea fantastica. Ma non sarebbe bellissimo avere un'area magari immersa nel verde dove poter spendere le nostre pause pranzo prima dei corsi pomeridiani? Un'area dove è possibile studiare in compagnia e fare i lavori di gruppo. Un'area utilizzabile anche durante l'orario scolastico, magari per fare delle lezioni all'aperto. Insomma, un'area che permette ai ragazzi di riprendersi quella socializzazione che questo periodo di pandemia ha sottratto. Ed è proprio da qui che siamo partiti. Dopo aver identificato il luogo migliore dove realizzare il nostro progetto, abbiamo iniziato a stilare una lista di cose da fare. Ci siamo quindi divisi in gruppi e ogni gruppo aveva un preciso compito. Il gruppo che si occupava della documentazione ha prima provveduto a condividere il progetto con l'insegnante di riferimento e la dirigente, stabilendo le linee guida da seguire, e successivamente ha contattato il sindaco e l'assessore all'ambiente di Castelfranco Veneto per usufruire del territorio. Il gruppo che si occupava dei materiali ha provveduto invece a contattare la contadina per poter installare gli appositi bidoni per la raccolta differenziata e i carabinieri della biodiversità per ricevere le piante che verranno poi collocate. Infine, il gruppo che si occupava delle questioni interne alla scuola ha contattato il Dipartimento dei professori di sostegno del nostro istituto per poter colorare i sassi insieme ai ragazzi con disabilità. E a questo punto abbiamo realizzato in digitale il nostro progetto. L'area sarà delimitata da siepi e al suo interno saranno presenti dei tavoli da picnic, dove poter studiare o consumare il proprio pranzo in compagnia. I rifiuti verranno gettati negli appositi contenitori adibiti alla raccolta differenziata e verranno inoltre installati dei cestini per i mozziconi delle sigarette. Una parte dello spazio verrà poi decorata con dei sassi colorati, appositamente realizzati da alcuni nostri compagni. Verranno quindi piantati una ventina di alberi sempreverdi che ci ripareranno dai raggi del sole. Infine, nel perimetro interno, verranno piantati numerosi fiori di cui si prenderanno cura gli studenti del nostro istituto. Al contrario di quanto si possa pensare, però, la zona non sarà riservata alla nostra scuola, ma potrà accedervi chiunque volesse trascorrere del tempo a contatto con la natura. In conclusione, possiamo dire che questo progetto ci ha aiutato ad unirci ancora di più, non solo come gruppo classe, ma come istituto, perché ognuno, nel suo piccolo, ha reso possibile questo progetto di sensibilizzazione e di valorizzazione dell'ecosistema socioambientale, facendoci capire che in fondo sono i piccoli gesti che ognuno di noi può compiere che fanno davvero la differenza.